La Bartocini forti infissi Perugia lotta ma non riesce a strappare punti alla Igor Gorgonzola Novara che vince 3-0 il recupero di 10ª giornata continuando la propria marcia al secondo posto in classifica. L'avvio di primo set è tutto di Novara guidata da Bosetti con Mazzanti che chiama il time out sullo 0-4. Le piemontesi allungano ancora con il muro, prima 7-13 e poi 19-13. Perugia non riesce a trovare le giuste contromisure per la squadra di Lavarini. Sul finale un errore al servizio a consegnare la prima frazione 18-25 alle ospiti. Perugia inizia il secondo set con un atteggiamento differente. Grazie ad Avelkova arriva il 5-3 ma Novara non si scompone e Smarcek il lavoro del muro ribaltano la situazione con il punto dell'8-11. Hancock trova l'ace del 9-13, la panchina della Bartocini forti infissi Perugia deve rifugiarsi nel time out. Colas sale in cattedra e con 2 punti consecutivi fa ravvicinare Perugia sul 13-14, costringendo questa volta Lavarini a fermare la partita. Le umbre continuano nella reazione e Capitan Angeloni trascina tutte e mette la palla del 21-22. Novara mantiene il sangue freddo, non molla e con Hancock si materializza il 21-24, poi Smarcek firma il 21-25. Il terzo set si apre con un ace di Ortolani, ma il pallonetto di Bosetti dà il primo vantaggio a Novara sul 2-3. Perugia fa difficoltà sul turno al servizio di Hancock e Mazzanti deve chiamare il timeout sul 2-4. Al rientro in campo la fortuna aiuta la Igor Gorgonzola che scappa a 2-6. Oltre alla sorte l'efficienza a servizio di Hancock, MVP di partita, continua a fare la differenza. Le piemontesi allungano ed amministrano, sul finale anche la neoentrata Populini sale in cattedra dai 9 metri e con un ace conquista il 12-24. La firma finale la mette Herboz che spinge a terra la palla del 12-25 che chiude 7 gara sullo 0-3.